migliaia e migliaia di persone, e quando lui fa questo incontro con gli anziani di Efeso riassume praticamente il suo ministero con pochissime, semplici ma molto profonde parole. E dice così: cari miei, c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Ossia, provate a immaginare il segreto della dimensione del ministero dell'Apostolo Paolo. C'è più gioia nel dare che nel ricevere, ok? Sei pronto per dare qualcosa al Signore stamattina? Sei pronto per consegnare qualcosa della tua vita al Signore questa mattina? Il Signore è sempre lì guardandoci e chiedendoci: cosa hai da offrirmi questa mattina? Perché io voglio riempirti del mio spirito. Sai una cosa? Più noi ci svuotiamo di noi stessi, più il Signore ci riempie del suo spirito, e noi così possiamo percepire, sperimentare la sua presenza e entrare nella sua opera. Ti invito stamattina a cominciare il culto con questo spirito di preghiera, ok? Ti invito a chiudere i tuoi occhi e a cominciare a parlare con il nostro Signore, perché Lui è qua in mezzo a noi. Lui sta camminando in mezzo alle file delle nostre seggiole. Lui conosce benissimo la settimana che tu hai passato. Noi non sappiamo, io non so che cosa tu hai affrontato, sperimentato, ma il Signore sa. E Lui è qua per dirti: figlio, tu sei mio, tu appartieni a me. Cosa sei venuto a offrirmi in questo tempio? Cosa sei venuto a offrirmi alla mia presenza? Culto è momento di offerta di vita. Che il Signore possa aiutarci questa mattina a rinunciare a noi stessi per guadagnare la cosa più preziosa che noi abbiamo, che è Cristo, il Signore. Nostro Dio, nostro Padre, ti ringrazio e ti benedico, Padre, perché nella tua presenza tutte le ombre scompaiono, tutti i nostri dubbi vengono risolti, perché tu sei seduto al di sopra di ogni nome che si pronunci in questa creazione e nella prossima. Tu sei il nome al di sopra di ogni altro nome, un nome attraverso cui, Signore, noi preghiamo questa mattina, e che un giorno, Signore, ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Questo nome potente, Signore, che noi preghiamo, ti chiediamo, Signore, che possa intervenire in questo culto di lode, di adorazione, e che noi possiamo sperimentare la tua presenza, Signore. Tu non sei solo una teoria, sei reale, e vogliamo toccare, Signore, vogliamo vedere il tuo volto, vogliamo sentire la tua voce, vogliamo seguirti. Nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Prima di andare nel momento della lode, io ti chiedo di lasciare il tuo posto e di andare a dare una parola di benedizione. Abbiamo imparato che c'è più gioia nel dare che nel ricevere, no? Allora vai a dare una parola di benedizione al tuo fratello, un saluto, un abbraccio, nel nome di Gesù.
proclamiamo il tuo onore, il vincitore, il vincitore. Gesù Cristo morì, ma risuscitò e vive in noi, il vincitore, il vincitore. Sono al fianco del Re, Signore Salvatore, in Lui io sono il vincitore. Amen. Abbiamo appena dichiarato che in Lui noi siamo vincitori e voglio che con la prossima canzone possiamo cantare come una sola Chiesa, un solo corpo, un solo popolo, che Gesù Cristo il Signore è il nostro Re, è sovrano in ogni nostra situazione. Cantiamo? Battiamo le mani. La stella del mattino, a re dei re, Signore.
culto dei giovani abbiamo parlato di afferrare il Signore e afferrare Cristo. E questa canzone che canteremo adesso si chiama Eterno Amore e inizia proprio parlando che né ricchezza, nessun'altra cosa ha un valore che tale da poterci separare dal Signore. E è importante cercare Cristo, è importante afferrare il Signore, afferrare tutto quello che la sua persona è. Perché Lui ha da darci molto, ha da darci moltissime benedizioni e ha tanti miracoli da farci vedere ancora, anche nelle piccole cose. Se noi siamo fedeli nelle piccole cose, poi nelle grandi cose riusciremo a farlo. Il Signore, anche Lui sarà fedele nei nostri confronti. Quindi cantiamo la prossima canzone pensando a Cristo, morto in croce per noi, per i nostri peccati. Non per quello che abbiamo fatto, per quello che faremo, ma per la grazia che Lui prova nei nostri confronti. Arrendiamoci al Signore. Se ve lo sentite, chiudete i vostri occhi, pregate, ascoltate la voce di Dio. Sono sicura che questa mattina ha qualcosa di importante da dirvi. Cantiamo. Soltanto il tuo
buonanno. Ok, vorrei che ci fermassimo solo un attimo a pensare a quello che abbiamo appena cantato. Ok? A volte lo Spirito Santo mi parla durante l'adorazione e abbiamo cantato una frase che io penso che racchiuda tutto il segreto della vita cristiana, ok? Che è la seguente: quello che sono lo arrendo ai tuoi piedi. Sai qual è il grande problema dell'essere umano? È che è in costante combattimento con la volontà di Dio. Tutte le volte che Dio dice di fare una cosa a me e a te, ti rendi conto che dentro noi abbiamo una resistenza. Noi abbiamo qualcosa che dice quello che dicono i bambini quando cominciano a imparare il senso di questa parola, no? Io penso che i bambini, quando la dicono da piccoli, forse è anche un gusto per loro. La parola no. No, Signore. Ma il Signore è qua per dirti: se tu vuoi che io ti benedica, se tu vuoi che io ti riempia del mio spirito, che tu possa sperimentare un Dio vero e non una teoria, perché il grande problema della Chiesa moderna è che noi abbiamo in testa una buona dottrina, sappiamo esattamente cosa dicono le scritture, ma sperimentiamo poco la presenza del Dio vivente. E Dio è qua per dirti stamattina: arrenditi, fa che io possa controllare tutto il tuo essere. Lascia ai miei piedi i tuoi sentimenti, il tuo modo di pensare, smettila di insistere con la tua caparbietà. Ieri sera nel culto dei giovani abbiamo predicato su Giacobbe, questo uomo che ha conosciuto Dio faccia a faccia, ma per più di 20 anni ha resistito alla volontà di Dio, finché Dio non gli ha detto: adesso per benedirti io ti devo togliere quello su cui più tu conti, che sono le tue gambe. E Dio l'ha toccato in quella coscia e lui ha cominciato a zoppicare, ha dovuto appoggiarsi al bastone. Interessante questo simbolo che ci ha lasciato. Il bastone nell'antichità era simbolo di autorità di Dio. Lui non poteva più appoggiarsi sulla sua forza, sulla sua capacità, sulla sua intelligenza, doveva appoggiarsi al bastone che Dio gli aveva dato. Questo è il segreto, che si chiama dipendere da Dio. Tu vuoi vivere una vita da Indiana Jones? Vuoi vivere una vita di avventura? Vuoi vivere una vita in cui tutto è insicuro? E vivere la insicurezza più sicura della vita? Devi seguire Cristo. E appoggiati al suo bastone, perché lui è lì. Figlio, appoggiati a questo bastone, perché tu ce l'hai, perché tu non sei capace da solo. Sai perché il Signore ci chiama pecore? Caratteristica di una pecora: la pecora è dolce, è carina, è un animale molto mansueto, ma la pecora ha un problema. La pecora ha una vista cortissima. Tu sai che una pecora a 5 metri dall'ovile può girare in tondo fino a morire? Sai perché? Perché non riesce a vedere oltre il suo naso. Il Signore è qua per dirti: io vedo, ascolta la mia voce, io sono il buon pastore e io do la vita per le mie pecore. Il Signore ha dato la vita per me e per te. Dobbiamo ascoltare la voce del nostro Dio, dobbiamo lasciare che Lui guidi la nostra esistenza, anche quando ci sembra tutto sbagliato, anche quando il Signore ci dice: cammina sulle acque, e tu dici: Signore, è impossibile. Cammina! Perché io sono il tuo Signore e io riesco a farti camminare sull'acqua. Sì, ma tu devi credere in me. Sei pronto ad arrenderti? Sei pronto ad arrenderti stamattina e dire: Signore, io lascio tutto ai tuoi piedi, io mi arrendo a te, farò la tua volontà, qualsiasi cosa tu mi dica io lo farò, perché tu sei il mio Signore. Amen? Vogliamo pregare insieme prima di continuare la lode? Nostro Dio, dichiariamo questa mattina che vogliamo appoggiarci a te, arrenderci, Signore. Basta combattere con la tua volontà. Basta, Signore, dire no.
grandi uomini hanno detto no, Signore, e la loro parabola ascendente è crollata. Ma ci sono stati piccoli uomini che hanno continuato a dire sì, e tu li hai portati nella gloria, Signore. Li hai onorati su questa terra. Io ti chiedo nel nome di Cristo Gesù che questa Chiesa, il cuore, Signore, di questa Chiesa, sia reso a te. Signore, noi non vogliamo darti solo il nostro tempo, non vogliamo darti solo le nostre risorse, le nostre energie, la nostra intelligenza. Signore, io ho bisogno di arrendermi, di dare tutto il mio cuore a te. E ti chiedo, Signore, che i miei fratelli e le mie sorelle possano fare lo stesso questa mattina. Padre, che questa mattina sia una mattina veramente di offerta a te. Lasciare, Signore, che il tuo Spirito possieda tutto il nostro essere e che noi possiamo vedere con i nostri occhi quello che tu puoi fare attraverso una persona umile, semplice, arresa completamente a te. Il mondo ha bisogno di questo e ti chiedo tutto nel nome di Cristo Gesù. Amen. Possiamo cantare l'ultima parte di questa canzone, per favore? Amen, Chiesa. Prossima canzone inizia, già il titolo è una domanda: ma dov'è l'amore? Dov'è questo amore senza confini, questo amore senza se, senza ma, senza perché, senza nessuna condizione? Riflettiamo su questo mentre cantiamo la prossima canzone.
la tua presenza questa mattina, Padre. Ti ringrazio per ogni persona qui oggi. Ti chiedo di benedire le loro vite, Padre. Ti chiedo che tu possa guidarci ad essere più arrendevoli a te, Signore, che possiamo lasciare da parte tutto quello che c'è di sporco in noi, tutto quello che non ci fa avvicinare a te, Padre. Ti chiedo che tu possa aiutarci a desiderarti di più, a poterti afferrare, Signore, sempre di più, ogni giorno di più, anche nelle piccolissime cose, che sia dalle canzoni che ascoltiamo, ma anche da leggere la parola, dal parlare con te, Signore, che tu possa aiutarci nel nostro percorso di santificazione, Padre. Non c'è nessun altro amore che sia come il tuo, Padre. Il tuo amore è senza condizioni, Signore, e noi magari molte volte non lo capiamo, non riusciamo a capirlo, è troppo al di là della nostra comprensione, Padre. Ma ti ringrazio perché le cose sono esattamente così, Signore, perfette come hai voluto tu, come hai progettato tu, Padre. E ti chiedo che tu possa curare i cuori delle persone che oggi stanno soffrendo, Signore. Ognuno di noi sa qual è la parte, qual è la nostra sofferenza, Signore. Ognuno di noi conosce bene, Signore, e tu, ancor più di noi stessi, conosci bene quali sono le cose che ci feriscono, Signore. Ma in questi momenti che la tua grazia si manifesta, in questi momenti che la tua potenza si manifesta, Signore, e io ti chiedo che la tua potenza possa manifestarsi questa mattina nella vita di ognuno di noi, Signore. Non so in quale modo, non so quale sarà il percorso, Padre, ma so che ogni cosa in te è perfetta, Signore. Quindi qualsiasi cosa succederà d'ora in avanti a noi, so che sarà secondo la tua volontà, Signore. Ti chiedo che non possiamo mai dimenticarci di questo, mai dimenticarci che la tua presenza è sempre costantemente insieme a noi, Signore. Ti ringrazio per tutto quello che fai e che farai per le nostre vite, Padre. Benedici la vita del Pastor Sandro che porterà la parola, Signore, che tu possa continuare ad usarlo per parlare a noi, per parlare ai nostri cuori feriti e doloranti. Ti ringrazio, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Potete sedervi. Ok, possiamo mettere la slide. Siamo arrivati al nostro libro, alla nostra avventura di Atti degli Apostoli, al capitolo 11, e noi vedremo una cosa molto particolare che è successo in questo contesto, no, del libro di Atti, che si trova proprio al capitolo 11 partendo dal versetto 27 fino al 30. E dice così la parola di Dio. Oggi parleremo di una chiesa, e quando parliamo di chiesa non parliamo di chiesa locale, okay? Parliamo della chiesa universale di Cristo, ossia della chiesa che è una realtà che ricopre tutto il mondo, no? E a quel tempo, al tempo di Paolo, al tempo della chiesa di Antiochia, della chiesa di Gerusalemme, c'era un clima di fratellanza, di appartenenza. Qualcuno ha chiamato questo periodo della Chiesa le foto di famiglia, ossia quando eravamo giovani non avevamo la pancetta, no? Ossia la Chiesa giovane. Ma vedendo queste fotografie della Chiesa primitiva, della Chiesa giovane, la cosa che sicuramente ci viene voglia, se veramente siamo dei cristiani, di partecipare, di dire quando è che parteciperò ancora di questa cosa, no? E così faceva la Chiesa antica quando c'era una necessità. Dice così, versetto 27, capitolo 11. In quei giorni alcuni profeti scesero da Gerusalemme ad Antiochia e uno di loro di nome Agabo, alzatosi, predisse mediante lo Spirito che ci sarebbe stata una grande carestia su tutta la terra. La si ebbe infatti durante l'impero di Claudio. I discepoli decisero allora di inviare una sovvenzione, ciascuno secondo le proprie possibilità,
ai fratelli che abitavano in Giudea. E così fecero, inviandola agli anziani per mezzo di Barnaba e di Saulo. Preghiamo che il Signore possa parlarci. Nostro Dio, nostro Padre, ti ringrazio per questo tempo adesso di meditazione della tua parola, perché sono sicuro, Signore, che tu vuoi fare una semina che porterà frutto, perché la tua parola non torna mai a vuoto. È di questo che dobbiamo fidarci. Deposita, Signore, nel cuore di ciascuno di noi quello che tu hai in mente. Non, Signore, non curarti del predicatore, non curarti, Signore, del tuo gregge, ma curati, Signore, della tua parola predicata. Questo ti chiedo, Signore, perché voglio che tu solo, Signore, possa brillare in questa sala di culto. Nel nome di Cristo Gesù. Amen. Questa era una chiesa sensibile a coloro che soffrivano, o meglio ancora, che avrebbero sofferto, no? Ossia, la carestia ancora non c'era, ma succede una cosa molto interessante in questa chiesa, che era la chiesa di Antiochia. La chiesa di Antiochia era la chiesa che Paolo usava come base missionaria, ossia dopo tutti i suoi viaggi Paolo tornava alla chiesa di Antiochia per fare una relazione di quello che era successo durante i suoi viaggi missionari. Okay? Era la sua chiesa locale, chiamiamola così. E a un certo punto di questa storia, questa chiesa che era situata al 700 km da Gerusalemme, perciò non era lì dietro l'angolo, e voi sapete che nell'antichità, quando noi cominciamo a pensare a distanze chilometriche, ossia 700 km noi con una macchina oggi li facciamo nel giro di qualche ora. A quel tempo 700 km di distanza era una cosa gigantesca, ossia è come andare dall'altra parte del mondo oggi. Ma nonostante questo, questi fratelli che hanno ascoltato questa profezia da parte di questo profeta che si chiamava Agapo, praticamente uno sconosciuto, hanno detto no, a questo punto, visto che Dio sta parlando a noi attraverso questa parola profetica che ci è data attraverso quest'uomo, noi decidiamo di preparare una sovvenzione, prepariamo un sostegno per queste persone che veramente hanno bisogno, perché sono nostri fratelli. Io dico, che meraviglia, che meraviglioso spirito di collaborazione, che empatia, che sensibilità che avevano le chiese all'epoca di Paolo. Certo, non erano chiese perfette, perché nessuna chiesa è perfetta, ma sicuramente una sensibilità alle necessità dei propri fratelli, qualsiasi parte del mondo essi erano, era veramente molto grande. Ma per capire la portata di quello che stava succedendo nella Chiesa antica e in particolar modo nella Chiesa di Antiochia, noi dobbiamo vedere un po' il contesto in cui la Chiesa primitiva era. Guardate bene cosa stava succedendo a Gerusalemme. Atti capitolo 2, versetto da 42 a 47. Dice così il testo: tutti quelli che credevano stavano insieme e avevano ogni cosa in comune, vendevano le proprietà, i beni e li distribuivano a tutti secondo il bisogno di ciascuno. E ogni giorno andavano assidui e concordi al Tempio, rompevano il pane nelle case e prendevano il loro cibo insieme con gioia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Il Signore aggiungeva al loro numero ogni giorno quelli che venivano salvati. Allora sta attento. Quando io ho letto questo testo e l'ho riletto diverse volte nel corso della mia storia, dicevo, questo è il paradiso in terra, la Chiesa praticamente perfetta, ossia ogni giorno, guardate che roba fratelli, ogni giorno i fedeli andavano al Tempio a adorare, ossia qualcosa sgorgava da dentro di loro e ogni giorno loro sentivano la necessità insieme ai loro fratelli di andare alla presenza di Dio e ringraziare Dio per quello che loro avevano e per chi loro avevano. La seconda cosa, vivevano la loro fede nelle case, ossia c'era una chiesa che era
a macchia di leopardo che influenzava ogni paese, che influenzava ogni piccola città, e ogni volta che c'era qualcuno nel bisogno, che cosa faceva la Chiesa primitiva? Vendeva i propri beni, perché nessuno diceva questo è mio, perché diceva questo appartiene al Signore. E la parola di Dio dice che tutto funzionava bene e nessuno era nel bisogno. Il risultato lo trovi nel versetto finale, che dice: e il Signore aggiungeva ogni giorno. Non c'erano programmi evangelistici con grandi concerti, non c'erano i gruppi famosi dell'epoca, non c'era tecnologia, ma il Signore dice che aggiungeva ogni giorno, perché il clima era veramente meraviglioso nella Chiesa e il Signore benediceva quella Chiesa. Però c'è un grande problema, cari miei. E ve lo dico perché non solo sono convinto di questo, ma perché la parola di Dio lo dice, che c'è un grande pericolo, sì, nella povertà, c'è un grande pericolo nella sofferenza, c'è un grande pericolo nell'oppressione, ma c'è un pericolo ancora più grande quando c'è abbondanza. Quando c'è abbondanza, qualcosa di grosso, qualcosa di serio può succedere alla Chiesa di Dio. E questa Chiesa, purtroppo, cari miei, nei primi capitoli noi vediamo che sta pian piano implodendo, sta pian piano cominciando a avere dei problemi, perché loro si trovavano talmente bene insieme, avevano talmente tante benedizioni da parte di Dio, che la Chiesa si stava chiudendo in se stessa, proteggendosi dal mondo, quando Cristo aveva detto al capitolo 1, versetto 8 di Atti degli Apostoli: andate, predicate il Vangelo in Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra, ossia voi siete miei missionari, voi non siete persone che si devono chiudere in se stesse, come ha detto una volta a Martin Lutero, una Chiesa che guarda il proprio ombelico. Non possiamo essere questa Chiesa, e questo grande problema cominciava a esserci nella Chiesa primitiva. Se tu vai al capitolo 5, noi viviamo il primo grande problema interno alla Chiesa, il primo atto di ipocrisia da parte di Anania e Safira. Ti ricordi questo testo biblico? Al capitolo 6 troviamo un altro grande problema, un pettegolezzo che sorge tra due etnie diverse, ossia tra i giudei e tra i ellenisti, ossia la Chiesa rischiava di rompersi perché si stava chiudendo in se stessa, fino che al capitolo 8 di Atti degli Apostoli il Signore usa una strategia perché questa Chiesa non si chiuda. Possiamo andare all'altra slide, per favore? E manda o permette, mettila un po' come vuoi, io penso che il Signore sia sovrano, ok? Sia sovrano, e quindi Lui a volte mette, a volte permette, dipendendo dalle necessità. Lui permette o mette una persecuzione, e la parola di Dio dice che in Atti capitolo 8 versetto 1 vi fu in quel tempo una grande persecuzione contro la Chiesa che era in Gerusalemme. Il risultato qual è? E tutti furono dispersi per la regione della Giudea e la Samaria. Che cosa andavano a fare? Andavano a predicare la parola di Dio, che stavano rinchiudendo tra le quattro mura di una chiesa. Dio ha trovato la strategia per far uscire di nuovo queste persone, e la dispersione, la persecuzione ha cominciato a fruire dei frutti straordinari nella Chiesa, perché in ogni città dove i discepoli andavano, in ogni città dove i discepoli erano dispersi, loro facevano grandi masse di convertiti, perché il Signore era quella la missione originale a cui l'avevano chiamata. Avete visto che 1:8 e 8:1 sono speculari, sono uno opposto all'altro. In 1:8 il Signore ha detto fate questo, loro hanno detto, come abbiamo detto prima, no, ci troviamo troppo bene tra di noi. Quindi in 8:1 che il Signore che cosa ha fatto? Ha mandato una persecuzione e i discepoli sono usciti. Quindi attenzione a una cosa: chi è la Chiesa che stava soffrendo di più in quel momento? Era la Chiesa di Gerusalemme, era la Chiesa di Giudea, che stava affrontando soprattutto una persecuzione, ma Dio avrebbe mandato anche una carestia, come aveva predicato, come aveva profetizzato l'Apostolo Paolo. E dall'altra parte del mondo, ossia a 700 chilometri di distanza, una Chiesa sulla base di una parola di una persona che era sconosciuta, che si chiamava Agabo. Adesso ti dico anche cosa significa il nome Agabo, che è molto interessante. Significa locusta o cavalletta.
Ed è interessante che nella parola di Dio le locuste sono usate come figura retorica per indicare uno spirito comune. Tu sai che le cavallette nel libro di Proverbi dice che non hanno capo ma vanno tutte insieme, in schiere, tutte ordinate, tutte come se avessero uno scopo comune. E la Chiesa ha avuto questo regalo che si chiamava Agabo, che stava dicendo: dobbiamo avere uno spirito comune, dobbiamo aiutare i nostri fratelli di Giudea perché questi fratelli stanno soffrendo una persecuzione e stanno soffrendo una carestia, e noi che siamo abbondanti nei soldi, abbondanti in tutti gli averi che abbiamo, dobbiamo aiutare quelli che hanno bisogno. Neanche li conoscevano, neanche li avevano visti, ma qualcosa stava dicendo loro che dovevano farlo. E sai che cos'è che gliel'ha detto? Te lo dico subito: la parola di Dio. Passiamo a un'altra slide. Posso dirti una cosa? Tu credi, ascoltami bene e non rispondere al pastore, ma rispondi a te stesso. Tu credi che quello che viene predicato qua la domenica o al sabato o in qualsiasi altra occasione si verificherà sì o no? Succederà sì o no? Perché tanti di noi ascoltano la predica e ti dico la verità, anch'io tante volte ero seduto lì a ascoltare una predica, ma lascia stare, quello lì dice cose esagerate. Ma quando noi siamo obbedienti alla parola di Dio, prendiamo sul serio la parola di Dio, e quando la parola profetica esce da un pulpito, non perché la predica il pastore Sandro, ma perché questa è parola di Dio, e quando Dio dice una cosa dal pulpito, Lui la compie, Lui la fa. Cari miei, Cristo sta tornando. Tu sai questo sì o no? Ah, pastore, sì, ma sta tornando, ma è per un tempo lontano. Questo profeta sconosciuto ha parlato e la Chiesa lo ha ascoltato. Perché? Non perché si chiamava Agabo, ma perché era parola di Dio. E la parola di Dio si compie e non torna mai a vuoto quando viene predicata. E arriva sì, cari miei, il giudizio di Dio. Arriva sì il proposito di Dio. Arriva sì il piano di Dio. Dio compie quello che Lui dice. Sai, sto leggendo da qualche settimana i libri tutti i profeti. Mi sono proposto in questi 2 mesi e mezzo di leggere tutti i libri profetici. C'è una cosa interessante che lega tutti i profeti, la vita di tutti i profeti. Nessuno li ascoltava. Io dico: Signore, ma scusa, perché davi una parola a questi uomini e nessuno li ascoltava? In particolare sto leggendo la storia di Ezechiele, no? Ezechiele a un certo punto della sua predicazione, lui ha predicato quando erano già prigionieri in Babilonia, no? E a un certo punto il Signore gli ha detto: ci sarà un momento in cui io attaccherò la tua lingua al palato e tu non riuscirai più a predicare, ok? Tu non dirai più niente al popolo, però fa una cosa. Tu vai nel tuo letto, ti distendi dalla stessa parte a settentrione, c'è anche un motivo per cui il Signore gli ha detto così, no? Ti distendi dalla parte del settentrione per 390 giorni e non ti muoverai di lì. Io dico: Signore, come faceva a mangiare, come faceva a fare i suoi bisogni? Io sinceramente non lo so. Ma il popolo doveva passare, vederlo dalla finestra, e per 390 giorni era fisso lì, perché da settentrione sarebbe arrivato il nemico assiro e avrebbe distrutto la patria e avrebbe mandato il popolo in cattività, e il popolo doveva visivamente vedere che Dio stava facendo un giudizio. Se il popolo avesse ascoltato, almeno visto quello che il profeta stava comunicando, si sarebbe risparmiato una cattività di 70 anni. I giovani che sono andati in cattività non sono tornati in patria perché? Perché non hanno né visto né ascoltato quello che il Signore stava dicendo. Almeno visivamente loro dovevano vedere, ma il Signore ha insistito con Ezechiele, gli ha detto: Ezechiele, non preoccuparti se anche non ti guardano, non ti vedono, non ti ascoltano, non importa, perché io farò la tua faccia dura come la selce. Non preoccuparti, continua a fare quello che io
ti dico. Ed è interessante che Ezechiele è stato grandemente benedetto da Dio in mezzo a una generazione che non lo ascoltava. Fratelli, sai che cosa voglio dirvi questa mattina? Quando esce qualcosa dalla parola di Dio, che sia nel tuo tempo personale, che sia una parola profetica che esce dal culto, che sia nello studio biblico, non importa come, quando e dove, ma quella cosa succederà perché la parola di Dio non torna vuota e noi siamo obbligati a ascoltare la parola profetica del Signore. Tu vuoi essere benedetto? Sì. La parola di Dio si compie, cari miei. E questa Chiesa ha preso una posizione meravigliosa, ha detto non importa chi è che ce la porta questa parola, importa che è la parola di Dio e questo profeta ha detto qualcosa da parte dello Spirito Santo, c'è scritto lì. E il popolo l'ha ascoltato e questo popolo di Gerusalemme è stato benedetto perché hanno ascoltato uno sconosciuto che predicava la parola di Dio. Pastore, io non sono una persona conosciuta, predica la parola di Dio a tempo, fuori di tempo, a qualsiasi persona tu incontri, nella tua casa, con i tuoi amici, perché la parola di Dio si compie, avvisa le persone che se non credono in Cristo vanno all'inferno. Oggi noi facciamo fatica a parlare di due termini biblici che sono diventati di un'antipatia terribile nelle chiese. La prima è inferno e la seconda è peccato. Ce n'è anche una terza che però è diventata addirittura oggetto di ilarità, la parola diavolo. Ossia, non crediamo più nel peccato, non crediamo più nell'inferno e neanche nel diavolo. Ma il Signore dice, guarda che tutto questo è scritto perché tu possa credere a quello che io ti sto dicendo. Questa Chiesa si è sottomessa alla parola di Dio. Loro stavano ascoltando la parola di Dio e hanno supplito a una necessità di una cosa che ancora doveva succedere. Ma la Chiesa è stata benedetta perché loro sono stati sensibili alla voce dello Spirito Santo. Quindi, perché questa Chiesa è stata sensibile? Perché hanno creduto a una predicazione profetica della parola di Dio. Secondo punto, perché avevano un grandissimo spirito di appartenenza. Allora, sta attento cosa dice in un'altra chiesa, anzi nelle altre chiese che si trovano in 2 Corinzi, capitolo 8, se tu vuoi accompagnare, capitolo 8, versetto 1 dice così: ora fratelli, parlando sempre della contribuzione, vogliamo farvi conoscere la grazia che Dio ha concessa alle chiese di Macedonia, perché nelle molte tribolazioni con cui sono state provate, la loro gioia incontenibile e la loro estrema povertà hanno sovrabbondato nelle ricchezze della loro generosità. Infatti io ne rendo testimonianza, hanno dato volentieri, secondo i loro mezzi, anzi oltre i loro mezzi, chiedendoci con molta insistenza il favore di partecipare alla sovvenzione destinata ai santi. E non soltanto hanno contribuito come noi speravamo, ma prima hanno dato se stessi al Signore e poi a noi per la volontà di Dio. Allora, sta attento. Le chiese di Macedonia, che erano delle chiese greche, a un certo punto hanno visto la necessità di Gerusalemme, che cosa hanno fatto? No, noi parteciperemo con la nostra contribuzione. Ma è quello su cui voglio proprio che tu fissi il tuo sguardo, è la condizione di queste chiese. Allora, 3 punti dice qua la parola di Dio. Nelle loro molte tribolazioni, nella loro gioia incontenibile, come queste due cose stanno insieme, è quasi un mistero, no? Ossia, gioia incontenibile e molte tribolazioni. E poi dice anche, nella loro estrema povertà, hanno sovrabbondato nelle ricchezze della loro generosità. Infatti, ne rendo testimonianza, hanno dato volentieri secondo i loro mezzi, anzi, oltre i loro mezzi, chiedendoci con insistenza il favore di partecipare. Allora, sta attento. Paolo Apostolo, che era quello che era responsabile di queste chiese, che aveva fondato la maggior parte di queste chiese, stava resistendo a questa offerta.
Ossia la Chiesa, queste chiese stavano offrendo, insistendo con Paolo: no Paolo, vogliamo veramente contribuire. Paolo probabilmente è una suggestione, ok? Non c'è scritto nella Bibbia, ma il fatto che Paolo, la Chiesa abbia insistito con Paolo significa che Paolo stava frenando, ossia stava dicendo: siete troppo poveri, siete troppo tribolati, non partecipate. Ma le chiese hanno detto: no, noi vogliamo a tutti i costi partecipare alle necessità dei nostri fratelli. Allora, sapete quali sono le chiese macedoni? La chiesa di Filippi, che è la chiesa della felicità di Paolo. La chiesa di Tessalonica, la cui fede, dice l'apertura delle epistole ai Tessalonicesi, era nota in tutto il mondo. Terza, la chiesa di Berea, la chiesa dell'amore per la parola di Dio, che andava a verificare ogni parola che Paolo Apostolo predicava. Queste tre chiese hanno detto: nonostante noi siamo poveri, nonostante noi siamo tribolati, siamo pieni di gioia e noi vogliamo contribuire con le necessità dei nostri fratelli. Allora, quando io ho letto questo testo, mi sono chiesto: che cos'è che spinge un figlio di Dio a dare anche quello che non ha? E la risposta non è semplice. Non è semplice, perché la risposta più semplice da dare è: loro fanno così perché non hanno nient'altro. È vero o no? Questa è una delle spiegazioni logiche che noi possiamo darci per la generosità di queste chiese, ma non è questa. Non è questa la motivazione. E ve la spiego con una affermazione dell'Apostolo Paolo che si trova nella prossima slide. Dice, no, andiamo più avanti, scusa. Ah, ma no, allora siamo andati troppo avanti, siamo ancora alla 2, alla seconda slide della 2. Ok, un'altra? No, allora l'ho inserita solo qua, scusatemi, c'è un problema tecnico, ok? Quindi questi fratelli guardavano fuori nonostante tutto, perché l'Apostolo Paolo dice proprio così: io ho rinunciato a tutto e ritengo tutto tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo. Ossia, la Chiesa primitiva, secondo l'idea di Paolo, rinunciava a tutto, a quello che aveva dentro e fuori, perché? Perché voleva guadagnare Cristo. Allora ti faccio una domanda. Tu hai mai pensato che Cristo va guadagnato? Tu hai mai pensato che Cristo è da afferrare? Tu hai mai pensato che Cristo tu ce l'hai, ma bisogna guadagnarsi il suo carattere dentro di noi? Tu sai che se noi mettiamo da parte noi stessi e cominciamo a lasciare che Cristo operi, come abbiamo detto prima, noi possiamo far sì che lo Spirito Santo ci riempia e cominciamo a guadagnare il carattere di Cristo. È proprio questo che la Chiesa primitiva stava facendo, ossia guadagnava il carattere di Cristo, perché la più grande ricchezza che noi possiamo avere oggi è il carattere di Cristo dentro di noi, non è il nostro carattere. Il carattere di Cristo che è dentro di noi è la più grande ricchezza che noi possiamo avere. E questi fratelli avevano uno spirito d'appartenenza perché? Perché loro volevano che il carattere di Cristo si manifestasse in loro. Punto 3. Loro avevano la più grande ricchezza che avevano sulla terra. E dice così: e non soltanto questo, slide numero 3, e non soltanto hanno contribuito come noi speravamo, ma prima hanno dato se stessi al Signore e poi a noi per la volontà di Dio. Allora, ti faccio un'altra domanda. È facile vedere le necessità degli altri e alzarsi dal divano, alzarsi dalla seggiola e cominciare a operare perché quella necessità sia soddisfatta? Sai, noi abbiamo il mio divano, abbiamo un divano di 1,5 metri per 3 metri, ok? Quando alcuni anni fa sono venuti degli adolescenti a dormirci, ci hanno dormito in 8, ok? Alzarsi da quel divano, io quel divano lì l'ho nominato peccato, perché quando ti ci siedi ti ci trovi talmente bene che non ti vuoi più spostare da lì.
Ma è interessante che noi abbiamo dei divani spirituali in cui noi vogliamo riposarci. E ti sfido chiunque, qualsiasi uomo, no? Che torna a casa dal lavoro, a non desiderare un divano, un telecomando e una bibita fresca. È vero o no? Noi vogliamo svuotare la nostra testa e davanti alla TV. È vero o no? Mentre la moglie che cosa desiderio di fare? Di comunicare, di parlare di tutte le cose che sono successe durante la concordi, Marcello? Sì. E tu vuoi avere la tua scatola vuota, no? E dici, finalmente TV, telecomando, piedi nudi e la mia scatola vuota, nessuno entrerà qua. Ed è proprio lì che entra il camion di angurie che tua moglie svuoterà addosso a te e ti dirà, ho bisogno di parlare di questo. C'è una mia amica napoletana che ha detto, io parlo a mio marito soltanto quando ho ha lo stomaco pieno, perché capisce di più. Ma fratelli, questi fratelli qua, che erano tribolati, che stavano soffrendo, che avevano bisogno di essere consolati, ma nonostante questo dice la parola di Dio che erano pieni di gioia. Hanno detto, lasciamo il nostro divano, lasciamoci riempire degli scopi di Dio, tiriamo fuori dalle tasche qualcosa perché questa Chiesa possa essere sollevata da queste sofferenze. Fratelli, io non so se avete percepito, ma io non sto parlando di soldi stamattina. Sto parlando di una Chiesa sensibile ai bisogni degli altri. I soldi sono un problema non secondario, terziario. Quando io ho il cuore nelle cose di Dio e quando io percepisco che il carattere di Dio dentro di me è la cosa più grande, più preziosa che ho, i soldi diventano un problema molto, ma molto inferiore. Perché io percepisco dalla parola di Dio, non so se lo percepisci tu, che quando io mi occupo delle cose di Dio, Dio si occupa delle mie cose. È vero o no? Hai sperimentato questa grande verità nella tua vita? Sì? Io l'ho sperimentato e ti posso assicurare che il Signore è fedele. Questi uomini sapevano che la fedeltà di Dio non mentiva. Non soltanto loro avevano una sensibilità perché ascoltavano la parola di Dio, non soltanto loro avevano un grande senso di appartenenza, ma loro sapevano che Cristo è il bene più grande che loro avevano. È interessante che dice, e si sono dati a chi? Hanno dato se stessi al Signore, ok? E poi a noi, ossia ai responsabili della comunità. Allora sta attento, noi possiamo dare il nostro tempo al Signore. Ascolta che ti sto dicendo una cosa importante. Noi possiamo dare le nostre energie al Signore. Noi possiamo dare la nostra tecnica oratoria, musicale, vocale. Possiamo dare le nostre risorse finanziarie, ma questo non vuol dire che io ho dato me stesso al Signore. La cosa è profondamente diversa. Quando io offro al Signore il mio io e lascio che Lui gestisca il mio io, i miei sentimenti, i miei pensieri, la mia volontà, le mie relazioni, quando Lui gestisce questa cosa, allora io do me stesso al Signore. Allora sì che posso dire, come l'Apostolo Paolo, c'è più gioia nel dare che non nel ricevere. È così che funziona, cari miei, nel mondo spirituale. Io sono qua per chiederti, hai dato te stesso al Signore? Hai permesso che Lui metta radici nella parte più profonda della tua anima e che possa rinnovare il tuo modo di pensare, il tuo modo di essere, il tuo modo di sentire le cose? È così che la Chiesa primitiva faceva. Sapete, la pienezza dello Spirito per la Chiesa primitiva era una cosa normale, era un'esperienza quotidiana. I discepoli venivano cacciati in prigione, venivano malmenati, venivano insultati, pregavano, si spalancavano le porte delle prigioni
predicavano con potenza la parola di Dio? Allora vi chiedo, fratelli, con molta sincerità, ok? Non dovete rispondere a me, ma rispondiamo al Signore. Stiamo vivendo la loro stessa esperienza? Stiamo vivendo come viveva la Chiesa primitiva? Perché da quello che capisco io, Dio non è cambiato. Perché Dio è lo stesso ieri, oggi e sempre. Sarà che la sua Chiesa è cambiata tanto da non vivere la pienezza dello Spirito come una esperienza quotidiana. Non a caso Gesù, quando ha parlato della parabola della donna che va dal giudice iniquo e gli chiede fammi giustizia, fammi giustizia, fammi giustizia. Alla fine di quella parabola c'è scritto: sarà che quando il Figlio dell'uomo tornerà troverà fede sulla terra? Questa è una domanda che mi infastidisce parecchio. Mi infastidisce parecchio, perché la parola di Dio dice che se noi abbiamo una fede grande come un granello di senape, possiamo dire a una montagna di spostarsi e quella montagna si sposta. A volte noi aspettiamo per anni una risposta di preghiera, vero o no? E noi preghiamo e preghiamo, preghiamo. Posso dirti un segreto che ho imparato in queste ultime 2 settimane. C'è un testo nel Vangelo di Giovanni che dice così, che il regno di Dio dai tempi di Giovanni Battista ad oggi, dice Gesù, è conquistato dai violenti. E sembra una cosa negativa, no? Essere violenti. Ma poi ho detto, Signore, spiegami cosa significa questo testo, perché io non capisco, io non posso lasciare la mia seggiola prima di aver capito questo testo. E sai che cosa Dio mi ha detto? Mi ha detto, sai chi sono i violenti? I violenti sono quelli che hanno preso la barella con quell'uomo paralitico da 38 anni, sono saliti sul tetto della casa di Pietro dove c'era Cristo che predicava, hanno sfondato il tetto, hanno messo il malato lì davanti e hanno detto, adesso guariscilo. Sai chi sono i violenti? Sono una donna dal flusso di sangue che è passata in mezzo alla folla e ha detto, fino a che io non tocco la veste di Cristo, io guarirò e la toccherò oggi. Questi sono i violenti nella fede, i violenti che dicono, le promesse di Dio sono queste e io me le prendo. Tu sei disposto a essere un violento per il regno di Dio, a prenderti quello che ti spetta. Ma per fare questo, cari miei, noi dobbiamo avere almeno un briciolo di fede, di occuparci degli altri anche quando le nostre risorse non ci sono. Io mi ricorderò, fratelli, quando sono arrivato qua a Treviso, i primi mesi sono stati drammatici. Allora abbiamo comprato la casa, abbiamo speso praticamente tutto, ok? E il Signore mi ha detto, ok, adesso per te è arrivato il momento della 10ª, ok? Io ho detto, Signore, non abbiamo quasi soldi per comprare da mangiare. Ma io ho detto, ma per fede io so che tu ti occuperai di me. E io farò quello che ho sempre fatto e continuerò a farlo perché la tua parola è fedele. E sapete, Dio è stato fedele. Dio non ha mai trascurato nulla nella mia vita, nella nostra famiglia. E sai perché? Perché la parola di Dio non torna mai a vuoto. Mai a vuoto. Allora, caro mio, cara mia, che sei qua, questo messaggio mi ha confrontato parecchio questa settimana, perché noi possiamo essere sensibili alle sofferenze, alle necessità dei nostri fratelli in qualsiasi parte loro siano, Conegliano, Padova, Belluno, a Timbuktu, non lo so. Noi dobbiamo avere 3 cose di cui abbiamo parlato questa mattina. Credere alla parola di Dio. Quando io credo alla parola di Dio che si compie, io diventerò sensibile agli altri. Seconda cosa, un senso di appartenenza profondo gli uni agli altri. Quando io dico la parola fratello, sorella, è una cosa grossa, e dobbiamo renderci conto di questo. I nostri fratelli sono quelli che il Signore ci ha messo nel nostro cammino.
Non parlare male del tuo fratello. Non trattare male il tuo fratello. Non trascurare le necessità del tuo fratello, perché noi apparteniamo gli uni agli altri. E questo ci deve bastare. Nessuno può essere cacciato fuori dalla famiglia di Dio. Ok? È Dio che te l'ha messo lì. Io vivrò accanto a te nell'eternità, ok? Questo non so se ti farà piacere o meno, ma saremo insieme nell'eternità, ossia saremo dirimpetai, no? Buongiorno, ciao, come sta il tuo rubinetto d'oro? Bello, la mia vasca d'argento, ci faccio una nuotata tutte le mattine. È così, sarà lì per l'eternità, cari miei. Condivideremo due cose nell'eternità, servizio e adorazione. Due solo. Servizio, perché noi non saremo là su una nuvoletta con una sigaretta in bocca, ok? Ma serviremo il Signore senza stancarci e adoreremo Dio senza stancarci. Questo è quello che ci lascia il libro di Apocalisse. E terza cosa, fratelli, noi possiamo essere sensibili agli altri nel momento in cui noi percepiamo che Cristo è la cosa più preziosa che abbiamo. Quando noi capiamo questo, noi possiamo staccarci dalle cose materiali di questa terra e Dio provvederà per noi. Vuoi pregare insieme a me adesso? Io non so se Dio ha alzato i tuoi occhi come ha alzato i miei quando preparavo questo messaggio. Questo messaggio mi costringe, come dice l'Apostolo Paolo, l'amore di Dio mi costringe a fare dei cambiamenti. Noi generalmente scegliamo gli amici perché sono persone che ci danno piacere, ci fanno divertire, ci fanno stare bene, ci preparano un buon piatto. La Chiesa è molto di più. La Chiesa non è soltanto amicizia. La Chiesa sono fratelli e sorelle che il Signore ha messo sul nostro cammino. E basta che tu alzi lo sguardo, come Gesù ha fatto durante l'ultima cena. Quando Lui stava mangiando, erano le ultime ore di vita, che cosa Lui ha fatto? Ha visto una necessità, si è alzato da tavola e ha cominciato a lavare i piedi ai Suoi discepoli. Che messaggio potente! Gesù non ha pronunciato una parola, ma questo dovrebbe bastare a trasformare la nostra vita. Una persona che il maestro in persona si è alzato e ha cominciato a lavare i piedi ai Suoi discepoli. Che stupenda cosa. Ti voglio fare una domanda. Tu puoi continuare a sopportare di entrare nella chiesa, di sederti, alzarti e tornare a casa? E questa è la vita cristiana. Pastore, ne ho abbastanza dei miei problemi, anch'io ne ho tanti di problemi. Ma ti posso assicurare una cosa, che quando il tuo sguardo va fuori alle necessità degli altri, il tuo cuore si riempie di gioia, perché la parola di Dio lo dice. C'è più gioia nel dare che nel ricevere, non dipende da quanto tu puoi. Perché mi ricordo la storia di quel ragazzino, un adolescente, che quando c'è stata la necessità ha detto: ho 5 pani e 2 pesci, cosa posso fare con questo? Li ha portati ai piedi di Cristo e Cristo ha moltiplicato. È quello che tu puoi fare ogni giorno. Hai poco tempo, dallo al Signore. Hai poche risorse, dalle al Signore. Hai poca intelligenza, dalle al Signore. Il Signore moltiplicherà, perché Lui è il Dio della creazione e Lui può fare di tutto e di più di quello che tu pensi e credi. Lui è il Signore. Basta che tu vada là con le tue mani e dire: Signore, ho solo questo. Sai che cosa Dio farà? Adesso posso fare il tuo miracolo. Tu sei nato e tu sei nata per questo miracolo, di vedere la mia opera nella tua vita. E quell'opera nutrirà tante persone attorno a te, ma tu devi permetterglielo. Fai il tuo passo perché il Signore possa operare.
Nostro Dio, nostro Padre, ti ringrazio, perché Signore ci sono persone qua stamattina che stanno prendendo delle decisioni importanti. Nel mondo spirituale qualcosa sta cambiando e tante persone stanno dicendo sì a te. Non importa quello che dovrò affrontare, Signore, io voglio essere sensibile alle necessità della mia Chiesa, delle chiese attorno a me, dei miei fratelli. E io voglio chiederti se in questo momento tu hai sentito che il Signore stava parlando con te durante questa predica e ti stava dicendo: è te che voglio, è te che voglio per cambiare qualcosa. Io ti chiedo in questo momento di alzarti dove tu sei, e io voglio pregare insieme a te, ok? Dio ti benedica, Dio ti benedica, Dio ti benedica. Non dipende da quanto hai, non dare limiti al Signore. È quello che tu sei che interessa al Signore. Porta quello che tu sei e il Signore moltiplicherà grandemente quello che tu vivrai. Dio ti benedica, Dio ti benedica. Io so che ci sono delle resistenze fortissime quando noi stiamo dicendo: Signore, voglio offrirmi a te. Il diavolo sembra che ti abbia incollato le cosce alla seggiola, è vero o no? Tu sei lì che combatti e stai dicendo no, 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 no. E il Signore dice: alzati, dai un passo di fede, perché io voglio benedirti nel nome di Cristo Gesù. Amen. Signore nostro Dio, nostro Padre, grazie per l'esperienza di culto di questa mattina. Benedice adesso questo popolo, Signore, che ha fatto un passo di fede verso di te. Signore, che le loro vite possano essere riempite di spirito, riempite della tua gioia, nel dare anche quello che non abbiamo, perché c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Grazie, Signore, perché sono sicuro che la tua parola non tornerà mai a vuoto, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Puoi dare un abbraccio alla persona che si è alzata vicino a te, nella tua fila o vicino a te, non importa. Amen. Ok, carissimi, potete sedervi. Invito i diaconi che sono preposti per la cena del Signore, per favore. Ok. Bene. Questo è un momento di condivisione. Questi due elementi che sono il pane e il vino sono due elementi semplicissimi, non c'è niente di mistico, ma ci ricordano il sacrificio di Cristo, no? Il corpo e il sangue di Cristo. E quando noi li prenderemo stiamo dichiarando al Signore: Signore, sono in comunione con te. Pastore, ma io non sono perfetto, ho delle cose che devo cambiare. Non c'è problema. La perfezione, ho imparato una cosa, che la perfezione non è essere perfetti, la perfezione è tornare nel punto dove abbiamo sbagliato e ricominciare. Questo è quello che il Signore ci dice. Allora, se tu hai deciso di condividere questo momento di perfezione spirituale col tuo Signore, ti invito ad alzarti in piedi e di venire al banco qua per prendere gli elementi, ok? Per favore, alziamoci in piedi. Ok, potete venire. C'è chi dice che la vita è difficile, ma io rispondo
possibile. Ogni problema che mi sembrava insuperabile, io l'ho portato a te e l'hai risolto in modo semplice. L'hai risolto in modo semplice. C'è chi dice che la vita è difficile, ma io rispondo che con te tutto è possibile. Ogni problema che mi sembrava insuperabile, io l'ho portato a te e l'hai risolto in modo semplice. L'hai risolto in modo semplice. Ovunque starò, ovunque andrò, la tua lode sarà nel mio cuore, Signore. Ovunque starò, ovunque andrò, la tua lode sarà nel mio cuore, Signore. Ovunque starò, ovunque andrò, la tua lode sarà nel mio cuore, Signore. Ovunque starò, ovunque andrò, la tua lode sarà nel mio cuore, Allora, torna con me un attimo a quel momento in cui il Signore Gesù ha istituito la cena del Signore, no? Vediamola dal punto di vista di Cristo. Come ha scelto di passare le ultime ore della sua vita il Signore? Lui poteva dire: Signore, mi mancano poche ore, Padre, mi mancano poche ore, vado a divertirmi un po', no? Lui ha scelto di passarla insieme ai suoi fratelli. Che messaggio, gente! Che messaggio! Ossia, sono loro le persone più importanti. Io una cosa che tutte le volte che devo condividere la cena del Signore, mi ricordo che ho studiato, no? E mi sono sempre chiesto perché Gesù ha dato questo pezzo di pane intinto nel vino alla persona più difficile dei 12, che era Giuda, no? Tu sai che questo gesto è una comunicazione incredibile. Ossia, nelle famiglie ebraiche, quando una persona intingeva il pane nel vino e la dava a qualcuno, quello era l'ospite d'onore e stava dicendo: tu sei una persona molto importante per me, sei una persona preziosa. Cristo l'ha fatto con Giuda, che lo stava tradendo. Fino all'ultimo lui ha tentato di recuperare quell'uomo
ma quell'uomo ha deciso di fare la sua strada. Cristo è qua per dirti, con questi elementi, tu sei prezioso per me, io sono morto per te. Sarà che tu puoi fare qualcosa per la causa del mio regno. Carissimi, non trascuriamo il rapporto che prima di tutto con Dio, ma soprattutto anche con i nostri fratelli, perché quando una chiesa provvede alle necessità dei propri fratelli, quella chiesa è piena dell'amore di Dio. E le persone fuori, sai che cosa faranno? Diranno, io è lì che voglio stare, perché lì c'è qualcosa di diverso. Tu vuoi essere partecipe di questo? Amen? Amen, Chiesa. Ricordando che questo rappresenta il corpo di Cristo, rotto e spezzato sulla croce per noi. Prendiamo insieme. Nostro Dio, nostro Padre, ti ringrazio perché quella sofferenza che il tuo Figlio Gesù ha passato sulla croce per noi ha portato me, Signore, ha portato i miei fratelli oggi al tuo trono, con la libertà che noi abbiamo di essere davanti a te, Signore, nel luogo santissimo, contemplando il tuo volto. Che meraviglioso che è, Signore, sapere che tu sei lì a braccia aperte ad accoglierci. Nel nome di Cristo Gesù. Amen. Subito dopo aver distribuito il pane, Gesù ha distribuito il calice, ok? Che è, nella parola di Dio, il calice, non è i calici. Allora oggi faremo la cosa che mi piace di più quando facciamo la Santa Cena, la Cena del Signore, ok? Lascerai il tuo posto e scambierai il calice con il tuo fratello o con la tua sorella, in modo che diventi idealmente un unico calice dove tutti beviamo alla stessa fonte, che è il sangue di Cristo che ci purifica da ogni peccato. Amen? Lascia il tuo posto, scambia il calice, dai una parola di benedizione, è la Chiesa del Signore. Amen. Avete scambiato, avete benedetto. Sai che la tua parola di benedizione ha una grande potenza nel mondo spirituale? Perché viene nel nome di Cristo. È questo che è importante. Ricordando che questo rappresenta il sangue di Cristo sparso per ciascuno di noi, preghiamo insieme. Prendiamo. Nostro Dio, nostro Padre, grazie per questo tempo veramente prezioso. Signore, alla croce tutto si è risolto e quando noi affronteremo i problemi quotidiani, aiutaci a ricordare che l'amore di Dio non è risolvere problemi, l'amore di Dio è la croce. E quando guardiamo là, ogni cosa va al suo posto. Grazie Signore per questo gesto estremo, ma così prezioso per noi. Nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Potete sedervi. Ok, adesso staremo celebrando, ci sarà il momento di offerte e decime e
Se avete qualcosa, se aveste la vostra decima da portare, portatela, se avete qualsiasi offerta, portatela. E prima Pastor Sandro ha parlato non solo, anzi non ha parlato dal punto di vista finanziario, ma ha parlato soprattutto di offrire la nostra vita, tutto noi stessi al Signore. E penso che questo sia anche un momento in cui chi se la sente possa fare questo. Penso che sia l'offerta maggiore che possiamo fare al Signore. E niente, vi chiedo di stare in piedi. Così cantiamo la prossima canzone. ringrazio per questa parola che ci hai dato, Padre, ti ringrazio perché una nuova settimana sta iniziando, Padre, e che noi possiamo consegnare tutto quello che noi vivremo, Padre, a te. Ti prego, Padre, che tu possa condurre la nostra giornata, Padre, il nostro cammino. Adesso che torneremo a casa, Padre, che noi possiamo pensare a quello che abbiamo ascoltato oggi, Signore. Nel nome santo di Gesù, amen. Potete Amen. sedervi. Ok, due annunci molto rapidi che sono, diciamo così, gli appuntamenti che abbiamo più vicini della nostra Chiesa. Allora, la
fra 2 settimane, sì, ci sarà la partenza del campeggio dei nostri bambini, ok? E fra 3 praticamente la partenza del campeggio dei nostri giovani adolescenti. Allora, se non avete ancora iscritto i vostri figli, per favore fatelo perché siamo addirittura d'arrivo, ok? Poi i posti vengono chiusi perché ovviamente dobbiamo fare il conto del cibo, di cosa dobbiamo pagare e sarà urgente veramente che possiate iscrivere i ragazzi, ok? Semplicemente questi dettagli li trovate sia sulla pagina Facebook che nei gruppi, ogni volta noi mettiamo gli annunci, perciò non c'è niente di nascosto. Se volete qualche dettaglio in più potete parlare con me, ok? E così abbiamo finito il nostro culto. Se puoi alzarti e facciamo una preghiera insieme per chiudere e chiediamo al Signore che possa benedire la nostra settimana. Nostro Dio, nostro Padre, grazie per quello che abbiamo vissuto questa mattina. Signore, che tutto questo non rimanga, Signore, un'istruzione, ma che diventi, Signore, parte della nostra vita quotidiana. Adesso, Signore, che torneremo alle nostre case, abbiamo una settimana di fronte in cui ci saranno sfide, difficoltà, gioie, dolori. Ti chiedo una cosa per il tuo popolo, che l'amore di Dio, nostro Padre, la grazia salvatrice di Cristo e le consolazioni dello Spirito di Dio con noi siano e con tutto il popolo di Dio su tutta la terra, da oggi e per sempre. Amen. Buona settimana, Dio vi benedica.